Buongiorno, Barbara Braghilla, Empatico Giornale. Siamo qui a Loreo alla 24esima edizione della Sagra del Pane. Ho il piacere di incontrare il presidente della Proloco Loreo Diego Siviero, presidente della Proloco Porto Viro Antonella Ferro, presidente regionale Rino Furlan, con incarichi anche nazionali sempre all'interno delle Proloco. Allora io inizierei a lasciare il microfono a Diego Siviero che ci illustra questa favolosa manifestazione tradizionale di Loreo. Grazie di cuore a tutti, è un piacere enorme arrivare a questa edizione, portare avanti questa tradizione importante, questa sagra di Loreo, e grazie a tutti i volontari che stanno lavorando da giorni, da mesi per l'organizzazione di tutto questo. È sempre più fatica trovare nuovi volontari, però ce la facciamo, l'unione fa la forza, questi sono i risultati, sono molto soddisfatto e vi invitiamo tutti a venirci a trovare le edizioni che facciamo qui a Loreo, non solo alla Sagra del Pane ma anche alla nostra antica fiera di San Michele che è il 29 settembre. Grazie a tutti, vi aspettiamo qui a Loreo. Prego, Proloco Donada, Antonella Ferro. Buongiorno a tutti, io qui sono in veste anche di presidente del consorzio Proloco Delta del Po, nel quale è inserito anche la Proloco di Loreo e pure la mia Proloco di Donada. Sono particolarmente contenta di essere qui a Loreo per questa 24esima edizione, perché è giusto valorizzare, come già detto, il lavoro di tanti volontari che portano avanti le tradizioni del proprio territorio per farli conoscere anche alle generazioni future, e quindi ben venga questo impegno, questo sacrificio anche, ma che è fatto di cultura, di tradizione, di socialità, tutto a favore del territorio dove noi Proloco operiamo. Prego, Rino Furlan, prego. Grazie, la mia battuta: se non ci fossero le Proloco bisognerebbe inventarle. Allora dico grazie a Diego Siviero, presidente della Proloco di Loreo, al sindaco Moreno Gasparini, e qua c'è la dimostrazione che quando si fa squadra si riescono ad ottenere manifestazioni importanti come questa che ha raggiunto i 24 anni di manifestazione, che è la Sagra del Pane. Va detto grazie per quel volontariato che c'è, che non si vede, dovrebbe essere nei parterre al posto nostro, che non si vedono e lavorano per poter permettere a noi di avere manifestazioni come queste, che sono la conservazione e la promozione nel territorio negli anni. Dico grazie a Diego Siviero, che poi è presidente della Proloco di Loreo, ma fa parte anche del consorzio del Delta del Po, dove Antonella Ferro ne è la presidente, e noi a livello piramidale, nazionale, regionale, provinciale e consortile abbiamo i consorzi che coordinano e aiutano le Proloco, perché oggi sempre di più siamo coinvolti in una burocrazia esagerata che stiamo cercando di semplificare per quello che ci sarà possibile a livello nazionale e poi a livello regionale. Grazie e buona manifestazione. Perfetto, complimenti a tutti, io farei un grande applauso a questa favolosa manifestazione. Ciao, Barbara Braghilla, Empatico Giornale, Loreo Sagra del Pane. Ciao. E comunque venite a Loreo e venite nel Delta del Po, che è bello. Ciao.